Ciao Giulietto, sono Valerio Malvezzi, ti do qua il benvenuto. Ci sono tante persone che aspettano di ascoltare la tua parola, quindi non voglio rubare ulteriore tempo e ti lascio subito raccontarci quello che tu desideri. Grazie di essere qua con noi. Un applauso per favore. Giulietto, ci sei? Saluta. Sì, pronto? Ecco, la platea è tutta tua. Mi spiace tanto, cari amici, di non essere lì presente, sarebbe stato per me, oltre che utile, anche piacevole, ma purtroppo avrete avuto notizia del fatto che sono fermato, non a letto, nel senso che sono in piedi adesso, sto guardando Facebook disperatamente a proposito della informazione che noi riceviamo e che siamo costretti a subire. Sarei venuto per dirvi che quello che sta succedendo è molto molto importante. Quello che sto cercando di spiegare a quelli che mi ascoltano è che noi siamo dentro una gigantesca transizione, gigantesca perché non ha precedenti nella storia umana, e questa transizione dove porta non lo sa quasi nessuno. Il problema vero è che non lo sa quasi nessuno. Tutti pensano, bene o male, tutti pensiamo bene o male che è sempre accaduto e che sarà sempre così, e invece io credo che sia un errore. Non sarà sempre così. I tempi che arrivano ci mostreranno un mondo del tutto diverso, rispetto al quale noi dobbiamo, come dire, prepararci intellettualmente, politicamente, moralmente, e penso che la questione principale che abbiamo di fronte tutti è quella di cui state discutendo questa mattina. Il problema del potere e il problema della consapevolezza sta tutto nell'informazione. Milioni e milioni di persone in Italia, e noi stiamo assistendo a uno scandalo assolutamente straordinario, sono letteralmente manipolati ogni giorno da tutti i canali televisivi, da tutti i giornali principali. Il flusso di notizie che ricevono è integralmente falso. Non soltanto falso, come siamo abituati a dire quando si dice bugiardo, no, è programmaticamente, strutturalmente organizzato per impedire alla gente di capire quello che sta accadendo, il che significa una cosa, che il potere sta lì, e se noi non ci attrezzeremo per attaccare il potere là dove ci manipola, noi non potremo vincere, perché non abbiamo gli strumenti paragonabili a quelli che il potere ha già costruito per sé e sta costruendo. In realtà stanno arrivando in tutte le direzioni con tutte le loro truppe, da Silicon Valley fino a Via Teulata, esattamente parlando. Quindi la situazione è questa: bisogna che il movimento politico in atto si organizzi per contrastare l'informazione che ci viene data. Sembra che abbiano perduto una parte del loro controllo, e in effetti l'hanno perduta. Il Brexit lo dimostra l'elezione di Trump, lo dimostra il voto del 4 marzo del 2018, lo dimostrano i gilet gialli francesi, lo dimostra tutto quello che sta accadendo. Ma attenzione, la loro perdita di controllo è temporanea, si stanno organizzando per una grande controffensiva. Quindi la risposta può essere una sola: vedere se riusciamo a organizzare una collettiva protesta contro i padroni dell'informazione. Buona fortuna a tutti. Grazie. Un attimo Grazie. solo. Giulietto, sono Valerio Malvezzi e ti saluto. Ciao. Ciao, senti, volevo solo dirti che io questa mattina ho letto una lettera che ho anche inviato a Claudio Messora su di una notizia che, se fosse vera, perché è stata pubblicata sul Sole 24 Ore ma non ripresa praticamente da nessuno, mi piacerebbe che poi tu potessi in qualche modo dirmi che cosa ne pensi, perché mi stupisco che non venga data questa informazione alla gente. Cioè la notizia che BlackRock, cioè uno dei più grandi operatori finanziari internazionali, è in realtà
lo strumento operativo, secondo me, in palese conflitto di interesse con il ruolo della Banca Centrale Europea. Questo dal 2014, cioè tutte le banche italiane sono state fuse e incorporate sulla base di stress test fatti da un operatore privato. Questa roba qui sembra che sia una notizia per addetti ai lavori, a me pare che sia invece una notizia che dovrebbe interessare il cittadino. Quindi, se mi permetti, ti disturberò su questa cosa, perché non è una questione di finanza, è una questione di esseri umani. Ti posso risponderti subito? Grazie. Io la notizia nel merito specifico non l'ho vista ancora, però io sono stato deputato europeo per 5 anni e ho visto con i miei occhi che le attuali leggi europee prevedono esattamente quello che tu adesso mi racconti, cioè sono le banche che hanno fatto le leggi dell'Europa, le hanno fatte direttamente loro, stabilendo come si fanno le regole, per cui adesso noi siamo tutti in condizione illegale quando denunciamo queste cose, perché le leggi le hanno fatte approvare loro e queste leggi sono le leggi delle banche, quindi questo che aggiungi è soltanto un di più che conosciamo esattamente, cioè gli stati valgono meno, lo Stato italiano vale meno della BlackRock e giustamente, come è stato detto dai padroni universali, saranno loro che decideranno come dobbiamo votare, a meno che noi non ci difendiamo. Grazie della tua testimonianza, grazie ancora, grazie. Grazie a voi. Grazie.